Ci troviamo nel Palazzo Contarini, nel cuore della Via Atenea, nel cuore del centro storico di Agrigento, all'interno di una proprietà della signora Galluzzo che segnala da diversi anni problemi legati ad infiltrazioni di acqua. Sono diversi anni che noi segnaliamo questo discorso. Ogni volta che erano l'acqua dalla via Foderà o dalla via Neve, io ho l'inondazione nel giardino, i danni sono seri. L'acqua arriva da questa infiltrazione Sì. che si nota lì Sì. ai piedi di questa Sì. parete. Qui sopra c'è la via Foderà. Esatto. Questa infiltrazione a quanto pare danneggia anche tutta questa parete che abbiamo noi. Perché l'acqua non solo che esce da qua, ma poi si infiltra, va a finire in questa parete e scende verso la via Foderà. Praticamente attraversa il Collegio di Maria, evidentemente sottoterra, e poi va a finire non lo so dove. Praticamente mi prende tutta la proprietà. Tant'è vero che la vasca che c'è qua nel giardino è tutta piena d'acqua. Quindi i segni sono evidentissimi di questo passaggio di acqua e delle infiltrazioni. Infatti, se lei nota, il muro è tutto bagnato. Voi avete notato che è anche gonfiato lo spessore? Si è gonfiato lo spessore ed è più di 2 anni fa, perché piano piano il muro si va allargando. È dal 2010 che noi segnaliamo questo discorso alla Girgenti Acque. Infiltrazioni che continuano poi il percorso all'interno del giardino ed arrivano fino dentro casa. Certo, perché io ho umidità dentro la stanza da pranzo e nell'altra stanza attigua. Non solo, ma il pavimento si è avallato, come si sta avvallando il pavimento qua dentro. Problemi legati anche ad un passaggio di acqua e quindi il rischio per questa casa che avete qui e che dà sul giardino. Non solo la casa che mi dà sul giardino, ma il B&B di fronte, e io ho paura che qualche giorno crollando la via Federà mi viene pure giù il palazzo. Signora, voi avete sollecitato spesso sia l'amministrazione comunale che Girgenti Acque di intervenire. L'amministrazione comunale mi ha risposto dicendo che non era competenza loro, ma che era competenza della Girgenti Acque. La Girgenti Acque sono venuti gli operai, sono venuti i fontanieri, ma il problema non si risolve e qua rischiamo che il muro crolla il muro della via Foderà, crolla addirittura la via Foderà.